Buongiorno, oggi presenteremo la ricetta in due versioni. La prima ricetta che faremo, il formaggio con le pere in coppa. Quindi la prima è data solo a chi non ha problemi di disfagia, la seconda a chi ha questo tipo di difficoltà. Le pere sono delle pere Kaiser che noi andremo a tagliare la punta, metterla in succo di limone in modo che non annerisca, la polpa la sbucciamo, tagliamo a quadretti, prima la facciamo lessare, dopo tagliamo a quadretti e con questa andremo a confezionare una coppa assieme a della crema di formaggi, formaggio ricotta, formaggio parmigiano e formaggio stracchino. Quindi alla fine verrà tutto amalgamato assieme e andrà ad essere servito in coppa. Quindi il nostro piatto sarà il formaggio con le pere in coppa. Dapprima prenderemo le pere, le tagliamo a circa un terzo, così, e andremo a sbucciarle. Possiamo usare il coltello, ma anche un pelapatate. Possiamo togliere via bene la pelle, così. Teniamo in considerazione che queste pere sono delle pere che hanno un sapore superiore a delle altre, però nel suo tempo hanno una pasta più dura, quindi anche il tempo di cottura sarà più lungo. Come andremo a cucinarle? Allora, prima cosa andremo a togliere il torsolo all'interno. Bene, tagliamo in 4. Tiriamo via i semi, questi tagliamo ancora a metà, sono troppo grandi. Andremo a mettere in una casseruola con l'aggiunta di acqua, 2 dita d'acqua basta. Ci metteremo un po' di succo di limone, però anche una buccia. Detto questo, ci metteremo anche delle spezie. Le spezie sono importanti perché ci possono dare una profumazione, nello stesso tempo danno un tocco particolare. Quindi 3 chiodi di garofano, un pezzettino di cannella. Questo lo copriamo e andremo a cuocere. Il gambetto invece lo andremo a mettere in una soluzione di succo di limone in modo che non annerisca. A questo punto noi andremo a preparare quella che è la nostra crema di formaggi. Quindi abbiamo del formaggio stracchino, della ricotta. Attenzione, la ricotta non è un formaggio, ma bensì un derivato del latte. E del parmigiano grattugiato. Un pizzichino di sale. E andiamo a fare la nostra crema. A questo punto che abbiamo ridotto questa preparazione a crema, andremo a metterla in frigorifero per fare raffreddare e nel suo tempo addensare. Togliamo via i chiodini che abbiamo messo prima e adesso andiamo a tagliare i cubetti.
Teniamo in parte, una piccola parte. Le altre, siccome noi le abbiamo tagliate che erano ancora calde, è facile che abbiano ancora un po' di umidità e pertanto noi dobbiamo sgocciolarle molto bene. Le passiamo una garza. E spremiamo bene. A questo punto noi mettiamo in frigorifero così per raffreddare. Queste ci serviranno invece per la base della nostra coppa. Quindi al formaggio cremoso che avevamo preparato in precedenza aggiungeremo la dadolata di pere, incorporiamo delicatamente il tutto e abbiamo creato praticamente una preparazione con pere e formaggio. Andiamo a mettere nel nostro sac à poche. Andremo a mettere le nostre pere che avevamo tenuto da parte nel fondo. Passiamo ora alla seconda versione della ricetta, adatta a chi ha problemi di disfagia, passando la crema all'omogeneizzatore.